Nello scorso capitolo abbiam visto come e quando cercare una tattica, adesso vediamo, il terzo step del processo di cui abbiamo parlato appunto nel video sulla teoria, in cui parlavamo di mosse forzanti, quindi mosse candidate. Quindi adesso andiamo a vedere più nel dettaglio come trovare effettivamente le mosse, candidate, quindi le possibili mosse tra cui poi dovremo andare a scegliere la mossa che andiamo a giocare. Quindi a questo punto dell'analisi noi abbiamo già un indicatore, abbiamo già, ehm, il punto debole e abbiamo adesso come cercare le mosse. Ora, per cercare le mosse, la parola chiave che vi dovete veramente mettere in testa, e non mi stancherò mai di dirlo, questa è una parola con cui veramente vi dovete ripetere ogni secondo, perché è la chiave di tutta la tattica. Questa, veramente ogni volta che vedo persone giocare si dimenticano di questa cosa quando guardano la scacchiera e non riescono a trovare mosse, sento come se di avere un blackout. Quando le persone hanno un blackout sulla scacchiera, non riescono a trovare mosse da giocare, non riescono, a capire le tattiche giuste, il 99% dei casi non stanno pensando alle mosse forzanti. Ricordatevi, le mosse forzanti sono la chiave di tutte le tattiche, sono la cosa più importante di tutte. Quindi se c'è una cosa da questo corso che mi preme veramente di farvi capire più di tutto il resto, è quanto sia importante il concetto di mossa forzante. Quindi andiamo a vedere cos'è e per quale motivo è importante la mossa forzante. Quindi facciamo un passo indietro, partiamo da qual è il problema delle mosse normali. Perché voi non potete giocare mosse normali? Io faccio un esempio, magari ci son posizioni molto aperte, molto tattiche, molto taglienti, chiedo magari a una persona: "Tu cosa giocheresti qui?" E lui mi risponde: "A4", per spingere un pedone per, guadagnare spazio, no, ragionamenti, okay, che ci possono anche stare, però queste mosse sono lente, hanno un problema. Adesso vediamo quali sono i problemi, ecco, delle mosse normali, ovvero delle mosse che uno tendenzialmente fa durante una partita senza pensarci. Primo è che son lente. A meno che uno non ci metta dell'impegno a cercare una mossa, ehm, forzante, una mossa adesso vediamo cosa vuol dire forzante, però tendenzialmente le mosse che noi giochiamo a scacchi son lente. Cioè, le prime mosse della partita son lentissime. Noi portiamo fuori i pezzi, ci mettiamo 15, 20 mosse a portare fuori tutti i pezzi e non abbiamo ancora concluso niente. Quindi son lente come mosse. Cioè, vanno bene per la strategia, ma non vanno bene per la tattica. La tattica una tattica che c'è adesso, magari non c'è la mossa dopo. Qui bisogna essere veloci, non si può essere lenti. Quindi le mosse normali, se voi non ci pensate, rischiate di essere lenti, dovete fare voi uno sforzo conscio per velocizzare la tattica, se no le mosse normali a cui voi pensereste sono lente. Questa prossima cosa è è uno dei motivi principali per cui viene inoltre inoltre le mosse normali, ecco, spesso non vengono considerate nelle tattiche. Il fatto è che quando voi giocate una mossa normale, quindi, diciamo che, mossa normale lo capirete cosa voglio dire quando avremo definito quelle forzanti, però intanto credo che già un po' avete intuito cosa voglio dire. Quindi una mosse lente, tipo sviluppo, oppure spingere un pedone per guadagnare spazio, cioè quel tipo di mosse lì, mosse classiche, no, di strategia normali, ehm, danno all'avversario troppe possibilità di risposta. E questa cosa è un problema, perché se il vostro avversario ha 20 mosse possibili come risposta alla vostra, voi capite bene che, nel momento in cui voi vi mettete ad analizzare una mossa alla volta, è qualcosa che potete gestire. Nel momento in cui voi dovete analizzare una tattica, e le tattiche a volte possono diventare molto lunghe, anche una decina di mosse magari, dipende, anche di più, cioè magari meno, di più, dipende, però una volta che voi analizzate anche, 7, 8 mosse di analisi, se per ognuna di queste 7, 8 mosse dovete guardare 20 possibilità dell'avversario, non ve la cavate più. Anche perché comunque tendenzialmente quando si gioca a scacchi, specialmente online, ma anche dal vivo e moltissimo anche dal vivo, anche con 1 ora e mezza di tempo sull'orologio, non si ha il tempo materiale di calcolare tutte le risposte dell'avversario. Per cui non ha senso proprio. Quindi, voi dovete trovare mosse veloci e che allo stesso tempo diano all'avversario poche risposte possibili, legalmente intendo. Cioè tipo, ripeto, dopo vedremo meglio tutto, però uno scacco per dire,
obbliga l'avversario a pararlo, difendersi. Non è che se noi diamo scacco il nostro avversario può spingere un pedone a caso, perché legalmente se tu dai uno scacco, l'avversario è costretto a difendere lo scacco, per cui questo già lo elimina. Ora ripeto, dopo con le mosse forzanti vedremo esattamente quanto ciascuna mossa forzante limita le risposte dell'avversario, però intanto già iniziamo ad intuire questa cosa, che bisogna trovare un modo per limitare le possibili risposte dell'avversario. Ripeto, dopo vediamo nel dettaglio come funziona. Appunto, le mosse normali abbiamo detto troppe risposte possibili, quindi l'analisi diventa complessa. Voi dovete capire che il problema degli scacchi è che sono esponenziali, cioè se voi siete in una certa posizione, analizzate e vedete che ci sono 3 mosse possibili che potete giocare voi, facciamo. Per ognuna di queste 3 mosse, voi dovete andare a cercare le mosse candidate dell'avversario, non per una delle vostre 3, per tutte. Quindi ogni mossa che voi state considerando si apre un nuovo albero. Quindi voi avete 3 possibilità vostre, per ciascuna di queste 3 guardate cosa può giocare l'avversario. Voi capite bene che se l'avversario può giocare solo una mossa, bene o male potete gestire l'analisi. Se il vostro avversario può giocare 5 mosse o 10 mosse buone dopo le vostre, ciascuna delle vostre 3, voi già dovete analizzare 5 mosse per ciascuna delle vostre 3. E non solo, per ciascuna di quelle 5, in ciascuna delle 3, voi dovete analizzare le vostre successive mosse candidate e le successive mosse candidate sulle mosse candidate, cioè va avanti all'infinito, non ve la cavate più. Cioè io veramente, quando voi fate un'analisi di questo tipo, quando chi ha iniziato a giocare a scacchi dice non ce la faccio più ad analizzare, ci credo che non ce la fai più perché è troppo complicata l'analisi. Noi siamo esseri umani, non possiamo analizzare così in profondità, o meglio, non possiamo, così complicate. Quindi una cosa che spesso viene confusa, uno magari chiede quante mosse in là riesce a vedere, ma dipende, se c'è un finale con 2 pezzi sulla scacchiera, infinite, perché si muovono e continuo ad averli sempre sotto controllo. È chiaro che se tu mi metti in una posizione complicatissima, magari già dopo 4 o 5 mosse non ci capisco più niente. E per cui non è tanto una questione di quante mosse in là riesco a vedere, è una questione di quanto è complicata l'analisi. E per complicata non intendo in lunghezza, intendo in larghezza. Cioè, quante, dopo ripeto, vedremo molto meglio con il diagramma d'albero, che anche quello è un capitolo a parte, però più mosse avete da considerare, più è complessa l'analisi. Inoltre, questo è il secondo grande motivo, oltre alle troppe risposte possibili dell'avversario, per cui non sono buone le mosse normali, molto spesso sono poco incisive. Cioè, il problema è che se noi andiamo a spingere un pedone per guadagnare spazi in una posizione in cui c'è un re scoperto, noi abbiamo delle cose più importanti a cui pensare, noi dobbiamo dare matto. Le mosse strategiche sono mosse, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di strategia rispetto alla tattica, inizialmente si giocava solo di tattica, perché? Perché era il gioco più incisivo. Poi con il tempo si è cominciato a giocare più strategicamente, ovvero in maniera meno incisiva, perché questa forza, diciamo, questa possibilità di vincere la partita si è spostata in avanti, ovvero la strategia serve a creare un vantaggio adesso, in modo tale che successivamente fra 30 mosse avremo la mossa incisiva, però alla fine ci deve essere la mossa incisiva. Quindi quando voi avete una tattica, indipendentemente dal fatto che voi ce l'abbiate avuta uscendo da una posizione tattica o strategica, giocata bene, giocata male, non mi interessa. Una volta che voi la tattica ce l'avete e dovete farla, la mossa deve essere incisiva. Non c'è più strategia che tenga. Una volta che la tattica c'è, dovete giocarla. Quindi la mossa deve essere incisiva, perché se non incide sulla posizione dell'avversario, non è una tattica, è una mossa di strategia, ma no, noi stiamo parlando di tattica. Inoltre c'è una mancanza di sistematicità di gioco. Cioè, è chiaro che se voi giocate sempre solo mosse ad intuito, mosse normali che vi vengono, non avete un metodo, e senza un metodo vi perdete, avete blackout, non avete modi per valutare una posizione, cioè ogni volta siete in balia di una nuova performance. Voi oggi potete giocare bene, domani giocate male, perché? Perché non avete un metodo. Se voi avete un metodo provato che è applicato ogni volta, voi avete un livello di gioco, il vostro livello è quello, bene o male. Potete capire che livello siete, il che è la base per poter migliorare, perché se voi non capite che livello siete, non potete neanche migliorare, quindi è molto importante. E appunto abbiamo detto le mosse normali hanno questi problemi.
Vediamo adesso perché le mosse forzanti. Allora, le mosse forzanti che cosa sono? Per quale motivo le usiamo? Allora, le mosse forzanti obbligano l'avversario a una risposta. Questa è la definizione. Quindi forzanti non vuol dire forti. Forzanti intende che forzano. Quindi sono mosse che obbligano l'avversario a una risposta. Quindi già nella parola si nota come la cosa più importante sulle mosse forzanti è proprio il fatto che ci semplificano la vita in analisi, perché obbligano l'avversario a giocare una di poche mosse. Per esempio, guardate la posizione qui rappresentata, questo è uno scacco. In questa posizione il nero può fare 3 mosse, o meglio, legalmente ne potrebbe fare 4. Però, a parte la donna di 7 che andrebbe a parare lo scacco con la donna mettendo la donna in presa, il nero qui può difendere lo scacco in 2 modi, con il cavallo oppure con l'alfiere. Quindi noi quando analizziamo piede B5, noi abbiamo 3 mosse da analizzare, non di più. Se noi andassimo a giocare qualsiasi altra mossa, guardate quante mosse possibili potrebbe giocare il nero, se non fosse scacco. Potrebbe spingere, il pedone in A6, potrebbe sviluppare il cavallo, potrebbe giocare E5, potrebbe giocare G6, potrebbe giocare cavallo F6, potrebbe giocare E6, potrebbe giocare alfiere G4, potrebbe giocare, qualsiasi cavallo D7, potrebbe veramente fare tantissime cose. Voi capite bene che analizzare ciascuna di queste mosse è complicato, singolarmente non ce la fate. Con uno scacco voi avete poche possibilità dall'avversario che voi dovete analizzare, quindi le mosse forzanti veramente obbligano l'avversario a una risposta che da una parte vi semplifica la vita, dall'altra evitate che lui possa migliorare la sua posizione, perché se voi costringete sempre il vostro avversario a fare una cosa che volete fare voi, non può mai fare quello che vuole fare lui. Cioè, se voi continuate, adesso è un esempio quello degli scacchi, però se voi continuate a dargli scacco, lui non potrà mai darvi matto, paradossalmente, no? Se voi paradossalmente poteste dare scacchi all'infinito, lui non potrà mai darvi matto, perché dovrà sempre parare gli scacchi, per dire. Quindi vi aiutano in questo senso, e chiaramente se siete voi a decidere quando il vostro avversario può giocare e quando no, questa cosa ha un nome, si chiama iniziativa. Quindi quando siete voi che giocate e che decidete il ritmo del gioco, lo imponete perché siete voi che state facendo le mosse forzanti, vuol dire che avete l'iniziativa, che è uno squilibrio molto importante. Uhm, Altra cosa, altro motivo per cui giochiamo le mosse forzanti, son più semplici da trovare. Ve lo dico sinceramente, io mi ricordo, una volta stavo, parlando con un ragazzo molto giovane, stavamo analizzando una posizione, gli stavo facendo, uhm, tipo lezione, cioè gli stavo analizzando una partita così in amicizia, e a un certo punto stiam vedendo la posizione, lui mi fa: "Io qua non riuscivo a trovar niente". Allora gli ho detto: "Scusa, fai quello che ti ho spiegato, cerca le mosse forzanti". Gli ho detto: "1, 2, 3", dopo vediamo quali sono 1, 2, 3, e l'ha trovata subito. Perché? Perché le mosse forzanti sono poche, non è che son 10. Mosse forzanti tendenzialmente sono abbastanza semplici da vedere perché, ripeto, adesso dopo li vedremo quali sono, una volta che capirete quali sono sarà ancora più semplice, però banalmente gli scacchi non è che ce ne sono infiniti in una partita, in genere in una posizione ci sono 1, 2 scacchi, 3 magari, però dipende, comunque son poche le mosse forzanti che ci sono. Catture, cioè son poche in genere nella posizione, difficilmente sono tantissime mosse forzate da analizzare, e quindi son più semplici da trovare. Ci mettete molto meno a trovare le mosse forzanti, il che vi semplifica la posizione e vi fa guadagnare tempo, che è molto importante. Quindi sono più semplici da trovare, sono anche più semplici da calcolare, perché ripeto, il vostro avversario non può fare 10 mosse, possibili in risposta, dovrà farne 2 magari, 3 massimo, 2, 3, per cui, avete meno da calcolare per voi, avete meno da calcolare per l'avversario, e questa cosa cambia veramente la vita. E di conseguenza la conseguenza di questa cosa è che avrete meno posizioni finali da valutare, quindi, avete meno varianti. Voi guardate le posizioni finali di ciascuna variante che avete analizzato, il numero di posizioni che dovrete valutare sarà minore, e quindi chiaramente è un vantaggio per tutti, per voi. È un vantaggio per voi perché avete meno da calcolare per voi, meno da calcolare per l'avversario, eppure meno da valutare strategicamente, quindi proprio perfetto. Mosse più incisive l'abbiamo detto prima, quindi sono mosse, ehm
più utili alla posizione. Banalmente lo scacco matto cos'è? È uno scacco. Lo scacco è una mossa forzante, per cui è chiaro per forza che voi dovete pensare in questo senso. Mosse forzanti sono quelle che creano problemi all'avversario e sono anche mosse che hanno esiti prevedibili. È difficile capire cosa succederà se noi spingiamo un pedone a caso. Se noi diamo uno scacco, o lo para o non lo para, o ci mangia il pezzo, cioè è semplice capire cosa lui potrà fare su quello scacco, è molto più prevedibile come risposta a quella dell'avversario, il che lo rende anche meglio per le posizioni a tempo corto. Per esempio, se voi giocate tanto a tempo corto aiuta perché è più veloce prevedere cosa farà il vostro avversario rispetto a una partita a tempo lungo dove è molto più complicato. E appunto vi danno anche un metodo sistematico, quindi le mosse forzanti vi consentono di avere un metodo provato perché sono scientifiche. Le mosse forzanti sono queste. Adesso, ripeto, le vediamo, però sono mosse specifiche, per cui non sono mosse che dovete cercare di intuito, non sono mosse che dovete cercare in modi complicati, sono molto semplici, in modo sistematico, o c'è o non c'è un processo lineare, per cui ripeto, vi semplifica molto la vita. Io credo che negli scacchi l'obiettivo sia rendere le cose semplici e non difficili. Renderle difficili son bravi tutti, è renderle semplici la chiave, perché una volta che sapete rendere semplice una cosa difficile, vuol dire che l'avete capita molto bene e sapete applicarla, molto bene. Quindi direi che come introduzione può bastare e non ci resta che vedere quali sono queste mosse forzanti più nel dettaglio e capire come funzionano.